Allora, mister, seconda sconfitta sempre per 1-0, la sua squadra ha lottato, paradossalmente poi anche quando è rimasto in 10 ha avuto occasioni per pareggiare, c'è stato grande equilibrio, ecco, forse vi ha penalizzato l'episodio. Sì, guarda, sono assolutamente d'accordo con la tua analisi, una gara veramente analoga rispetto a quella della partita con l'Albenga di domenica scorsa. Io devo essere chiaramente coerente con quello che chiedo ai miei calciatori, nel senso che chiedo sempre di interpretare la partita nel miglior modo possibile e di farlo con l'atteggiamento giusto, con i giusti rapporti tra di loro, il giusto atteggiamento durante la partita, tecnico, tattico, emotivo. Devo dire che l'hanno fatto tutti, anche quelli che sono entrati, quindi sarei incoerente a dire che sono arrabbiato con loro. Sicuramente non sono soddisfatto perché 2 partite che potevano essere 2 pareggi, invece raccogliamo 0 punti, 2 partite 1-0, probabilmente dobbiamo fare qualcosina di più dal punto di vista offensivo. La classifica dice 0 punti, questo può far pensare altro, ma noi che lavoriamo tutti i giorni e chi ci ha visto giocare tutte e 2 le volte sa che non valiamo 0 punti e cercheremo in queste 4 partite rimanenti di dimostrarlo, perché oggi il campo, come hai detto tu, l'hanno visto tutti, abbiamo avuto anche, sia quando si è rimasti in 10 che prima, 2-3 palle per poter andare a pareggiare estremamente pericolose, quindi singolarmente devo valutare la prestazione singola e sono soddisfatto di ogni ragazzo che è stato messo in campo. Dobbiamo cercare il risultato un po' di più. Ecco, sono più non preoccupanti ma fastidiosi, 0 punti o gli 0 gol? Gli 0 punti, senza dubbio. Gli 0 punti perché nei gol poi dobbiamo entrare nel merito dell'analisi e dire quante palle gol abbiamo creato. Abbiamo creato delle palle gol oggi. Rispondimi tu, abbiamo creato delle palle gol? Certo. Ok, quindi è normale, poi si cerca il gol, però gli 0 punti danno sicuramente più fastidio. Perfetto.